Monica, boh! La transumanza è come il vento. Dall'Oriente all'Occidente. Gli animali dei boschi di Marina si spostano alla montagna. 84 anni. Per pascolare prati verdi e fresche, acqua dolce e aria pura. E bocciano alleluia, alleluia! Complimenti, bravissimo. Per noi è un richiamo. Vedi mia figlia, 8 anni già ha l'intenzione di fare l'imprenditore. È una dinastia che è stata tramandata da nostro papà, purtroppo non c'è più. Però continuate a svolgere questo mestiere da generazione in generazione. Sì, ma come l'ha fatto lui, noi non lo possiamo fare. La tradizione continua con voi, Sì, raccogliendo le redini, sì, tutti i consigli che vi ha dato. sì, tantissimo. Purtroppo non c'è più. Qual è il consiglio più grande che vi ha dato? La lezione più importante? Di volerci bene principalmente fra di noi, collaborare e stare tutti uniti. Grazie! E continua la transumanza Geraci Siculo con queste parole toccanti. Un giorno dalle grandi emozioni, grazie! Il momento più impegnativo sono al momento del raduno degli animali. Ho iniziato sin da piccolo, diciamo, quando ero piccolo. Io ho 22 anni. Sin da mio nonno, mio padre, diciamo, è una cosa che va da generazione in generazione. Invogliati dalla passione, ci sono cresciuto in mezzo alla natura, in mezzo agli animali, e quello che mi piace fare lo faccio con passione. Sono il più vecchio pastore di Geraci, ho posto oggi. Buonasera! Il Buonasera. tuo nome e quanti anni ha? Oh, per Bacco, nato il 9/10/1929, sono 95. Per Bacco, come no? Questo è il richiamo del pastore per... Questo è il richiamo per radunare la mantria. Anni e 5 mesi. La mattina mi alzo, mi faccio il caffè, prendo il caffè con un biscotto e me ne vado. Emozione, un'emozione unica, un'emozione. Ed ora dove andranno? Ora andando in alta montagna, a 1700 metri. Bilancio di questa giornata. Il bilancio di questa giornata è positivo, estremamente positivo. Il tempo ci ha aiutato, la
mattinata era iniziata con la pioggia, invece ora abbiamo il sole, tanta gente che è venuta, ci sono persone di Alcamo, di Trapani, del Messinese, di Lingua Grossa, del Catanese, tante persone, tanti visitatori di Palermo, il borgo è stato pieno di gente, i locali e i ristoranti sono stati pieni, tutti si sono voluti immergere in questo fine settimana appunto per così dire bucolico, in questo fine settimana legato appunto alla natura e alle tradizioni. E la serata finisce tra sapori, tra grandi emozioni vissute, con un bagaglio di emozioni assorbite fino alla cima. Noi vi ringraziamo per la cortese visione e vi diamo appuntamento ai prossimi documentari su Onda TV e anche sulla pagina Facebook di Bella Sicilia.